Mastro Gigetto si svegliò di buon mattino, inconsapevole della bella sorpresa che avrebbe trovato al suo risveglio. E beh, sta sveglia cagna. Adesso facciamo la colazione, il pasto più importante della giornata è la prima colazione. La ciotola la tengo, il cucchiaio ce l'ho, un mangiare non lo tengo, giustamente non lo tenevo ieri, non lo tengo manco oggi. E vabbè, lasciamo stare, non mangiamo, ci manteniamo più leggeri, mettiamoci a faticare che è meglio. Buongiorno. Buongiorno. E tu chi sei? Un ladro in casa mia? Ma soprattutto che ti date a rubare? No, sono Pinocchio Ciò. Ma quale Pinocchio Ciò? Pinocchio Ciò è il mio burattino, stava qua, cioè là. Ma Will, caccia il burattino mio, non te lo rubare, sino che facciamo i guaratelle, Sono io Pinocchio Ciò. Mi ha trasformato la fatina. A te? Sì. Ma com'è possibile? Ma tu sei in carne ed ossa? Non sei più di legno? No, mi ha trasformato la fatina. Sì. No, ma non è possibile. Tu ieri eri di legno, io sto ancora suonando, ma c'è da fammi una cortesia, dammi un pizzico. Che cos'è un pizzico? Dammi uno schiaffone. Che cos'è uno schiaffone? Fa una cosa, ramma una martellata in capo. Ma se ti do la martellata in testa, tu addormenti però. Io non ci posso credere, ma come una fata qui in casa mia, ma descrivimela, com'era fatta? Allora, aveva i capelli tutti colorati, aveva un vestito eccentrico ed era tutta truccata, sì. E chi è Achille Lauro? No, è la fatina azzurrina e ha detto che tu da oggi sarai il mio bobbino. Io? Sì. E ha fatto chi sta sta fata azzurrina? Che è bella fa la fata casacchellata. Mo t'ha già mangiata, ma ascolti, ti devo vestire. Ma cosa c'è fuori? Vai, cosa c'è fuori? E non vedi che sei nudo, ti devo vestire. Ma com'è possibile? Ma non si caro, no, ma si muore. Ma perché sbuffi? Ma se divise sono pesante. Pesante, sono le divise estive. Sì. Tu lo sai, d'estate lana e d'inverno flanello. E primavera autunno che ci metti, ma fustagni, il velluto. Basta. Si muore. Comunque non ti preoccupare perché ho provveduto. Sì? Sì. Ho fatto prendere 2 condizionatori per la caserma da Tufano. Quello tiene prodotti che vanno a ruba. E allora a facciamo un blittaz e il restante. A chi è il restante? A chi si roba lì a Ma Tufano. che capite? Che arroba? Non arroba nessuno. Vanno a ruba per i prezzi perché sono convenienti, capito? Non ci capite, che roba. E basta. Sta calda e poi mi scoccia. In questo paese non succede mai niente. Il delinquente avverte la nostra presenza, capite? Sente il fiato sul collo e non delinque. Ma che significa? Come che significa? Suciata dopo quello che... Non avverte la presenza di noi carabinieri, della legge. Delinque? Non delinque, non ha roba, non fa atti vandalici, capite? Non fa niente. Perfetto, il criminale non crimina, Bravo. il vandalo non vandala, il delinquente non delinque. Va Bravo, bene. perfetto, ci capito. Lasciamo stare. Oh, Occhio, collega, occhio. Occhio, collega. Lei, sposta una voce. Signorina. Comodo. Comodo. Non c'è bisogno. Signorina, lei è una grande ladra. Perché? Perché mi ha rubato il cuore. Arrestiamo, almeno facciamo qualcosa. Mariolo, s'arrobo con le Colombia, s'arrobo. Stai zitto, che è un modo di stare zitto. Signorina, me lo scusi. Comodo. Dicevo, anche suo padre è stato un grande ladro. Come mai?
perché ha rubato 2 stelle del cielo per metterla nei suoi occhi. Ah, stammo padre, che quella è figlia d'arti, ma ricordi, ma chi è? Chi sa roba per si scusare, Non mi arresta niente. io volevo trasinazione. Non devi entrare, te a sta fede. Prima che la cella Ti a vuota, sta la fede. mattina cocco. Non signore. Sentite, ve la posso dire una cosa io a tutti e due? Dica. Voi in testa tenete 2 fiamme. Forse siamo carabinieri. No, perché tenete il cervello appicciato. Arrivederci. Ma tu guarda un po', un falegname come me sa da mettere a fuoco sarta. Ma sono abituato, perché per campo faccio i sarta mortale. Questo è un bel vestito di juta, ciò. Così sai cosa ti diranno quando ti vedranno? Allora ti aiuto a vestire. Ma no, ma diranno, ma che bel vestito, che bel modello. Questo è un modello Enrico Poveri. Babbino, ma sei contento che adesso ti porterò tanta, ma proprio tanta compagnia? E porterai pure tanta spese. Perché mo suppongo che tu hai fame ora? Non lo so, babbino, però mi sento nello stomaco come un rumore, come se facesse glu 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 glu, ma non penso sia fame. È fame, papà, è fame. Tu dici per esperienza, è fame. Ma tu sei così piombato all'improvviso in casa mia? Non sapevo della tua venuta, altrimenti mi sarei organizzato. Andavi a fare la spesa? No, non mi facevo trovare proprio, caro cioccio. Però non ti preoccupare, perché io in casa ho un po' di farina. Canna, Ecco qua. Questa è farina, ci mettono un po' d'acqua, in da squagliam. A me fu presepi, che pasture, babbino. E che ste tengo, cioccio? Va bene, ho capito. Vado a cercare io qualcosa da mangiare, babbino! Allora, cioccio, dove vai? Vieni qua, cioccio! Cioccio! Scusate, ma succeda, sono mortificato. Ma se c'è, non vi mortificate, dicetemi una cosa. Come vi avete trovato con l'ugnama mia? Legno pregiato, bella, grazie. Ma vedi qua, ma l'avete lavorato proprio bene? Sì, l'ho lavorato bene, è venuto un bellissimo burattino. E dicetemi un'altra cosa, ma un burattino tiene proprio a capo, il recchio, l'occhio, il coscio. Bravo, pure il coscio, infatti se ne è fiuto. Ciao! Gesù se ne è fiuto, il coscio. Ma non fanno più l'ugnama una volta. Al ladro si è rubato il prugone! Al ladro! Ma perché mi chiama a mangiare con lei? Perché ancora non è finito il turno. Oh, tu, non c'era mai niente, cavolo. Oh, tu, piano! Ehi, attenzione! Da fai male. Poi bisogna stare attenti. Chiaro, perché qua l'occasione fa l'uomo ladro. Al ladro! Bravo, che ne sai? Allora, fermate! A chi? Che succede? Si è rubato il prugone! Provolone! Hai visto? Hai visto? Andiamo! Scusi, signore, si mangia questo? No, sto facendo la barbopanina. Ah, ne posso avere uno? Come no? Dammi 2 soldi ed è tuo. Cosa sono i soldi? Non sai che cosa sono i soldi? Questi, li vedi? Servono per mangiare. Grazie. Ma che fai? A così ti mangi i soldi. I soldi si tengono in tasca e si cacciano quando si deve mangiare. Ma io non ho le tasche. E poi, sa, io sono nato questa mattina. Ah, e già sai chi ne ribata. Ne posso avere uno? Tanta fame. Tu vuoi panina con ricotta. Ma secondo me, tu vuoi fare ricotta in coppa panina. Anzi, vuoi mangiare senza papà. Ma Viraro va a rubare, va! Grazie per il prezioso consiglio. Lo seguirò sicuramente. Grazie, signore. Va a rubare, va! Vieni un po', qui.
Ciao. Posso rubare con te? Rubare? Ma perché? Che sai che sono Marioli? Il signore prima diceva Mariuolo, Mariuolo, al ladro, al ladro. Ma non mi credi? Adesso te lo faccio dire da lui, signore! Da qui il Mariuolo! Ma che sei pazzo? Ah, Che mangi? provolona. Vabbè, ho solo fatto una domanda, non è il caso di offendere. Ecco, provolone, il formaggio si chiama provolone. Allora vedi si provolone. No, io sono Ciocciò. Si sa cosa, chiamiamo provolone. Occhio. Ma com'è buono sto formaggio? Anche a me il formaggio piace un sacco. So io che ti piace un sacco. Te l'ho messo pure un golo, ma come devi tu? Questo è il vestito che mi ha fatto il mio babbino. Dice che è un modello Enrico Poveri. A me pare più un modello dolce e patana. Onestamente. Comunque, che vuoi? Ne posso avere un poco? Ma perché? Che ho tanta fame. E poi mi hanno detto che per mangiare bisogna rubare. Come da inizio che per mangiare bisogna rubare? È brava. Fa una cosa, ciò. Vieni accanto, mettere paura, ma che è una cosa. Io lo faccio mangiare un pochino, che succa, che ne poche parole, però se lo mangi è come se fossimo complici. Cioè, per fare, no, se lo mangi, se l'avessimo rubato insieme. Ci stai? Ci sto. Boh, cioè, vieni accanto, vieni un bello pizzo. Mario! Dammi chiappato, Mariuolo! No, brigadiere, un attimo solo, ti pigliate una baglia, eh? Ah, noi abbiamo pigliato la baglia, ma tu devi pigliare uno però. No, non so chi, come ci pigliato provolone. O Mariolo è esso, brigadiere. È esso Mariolo. E tu chi si mai visto? Esso praticamente è venuto vicino a me, ha detto su ciò, e ha detto se mangi il provolone con me diventi mio complice, sono innocente. Oh, è vero lui. Allora, portiamolo in galera. Portiamolo in galera. Al fresco. A me. Non fai resistenza, sai? Non ti buttiamo. Fermo, non devi sbattere. A noi non sfugge niente, è chiaro? Non la puzzone proprio. Già, pare che furro. Sì. Dove? Ciocciò, fermi, lasciatelo stare, dove lo portate? È innocente. E lei chi è? Si qualifichi, si identifichi. Si presentifichi. E io sono Mastro Gigetto, sono il falegname del paese. E conoscete questo delinquente? No, ma che delinquente, per carità, è un innocente. In realtà, lui ieri sera era un burattino. Burattino. Sì, l'ho fatto io con le mie mani. Poi dice che stanotte a casa mia è apparsa questa fata azzurrina che ha fatto, diciamo, questa magia e l'ha trasformato da burattino in essere umano. E ora è mio figlio, Perciò non lo arrestate, non lo potete arrestare, non sta bene. No, non sta buono. Vieni subito non c'è accordo. Non sta buono proprio. Vai via. Venite qua. Vieni con noi, sì. Ma dove mi portate? Al fresco. Al fresco, ma Sì, c'è un equivoco. No, Ma guarda, Vi dico la verità, vi ho detto. la verità. Vi giuro, burattino. È la fata azzurrina, vi giuro. Ciao! Babbino, dove stanno portando il mio babbino? A fare la villeggiatura. Oh, che bella, la voglio fare pure io. E a me non ti conviene. Perché? Stanze troppo piccole, buie, senza finestre, lascia stare. È stata colpa tua che si sono presi il mio babbino, perché ha detto la bugia. Ma la bugia l'ho detta a lei, guardi, mica l'ho detta a te. Ma che bravo amico che sei. Cerasa conosceva bene i segreti del legno, ma mai avrebbe immaginato che i tronchi parlassero. Ma perché non può parlare con me? Parla, ti voglio bene, non fare timido, parla! Ah, non può parlare? Non fai per dispiette? Ma prima si ti faccia parlare. Ma scommetto che ti manca assai il tuo bambino, eh? Mi manca il mio bambino, mi manca. Mi manca il mio bambino, ma cresci, fai l'uomo! Invece di essere contenti, via d'uterna. Che senso? Come in che senso? Nel senso che i grandi non ti lasciano mai libero. Perché? Ma come perché? Perché vogliono che tu faccia tutto quello che vogliono loro, vogliono comandare, vogliono manovrarti come un burattino. No, non voglio essere più un burattino io. E allora stai a cavallo, stai a posto, stai a cavallo. Parla, disgraziata, parla! È permessa? E parla! È permessa? Che se stai dicendo? Assettate e parlate. E vabbè, ma datemi l'ucanza, io sono appena entrato, sono... Accomodate, ma accomodate. Grazie, Mastro Ciurà, grazie. Parlate. Oh. Dunque, io sono venuto qua perché l'altra volta mi portai in un comodino
ad aggiustare. Dai. Avete sbagliato, siete venuti prima del tempo perché il comodino non è pronto ancora. Non è venuto bene, si deve lavorare ancora, ci devo fare altre cose vicine. Ehi, Maestro Gerardo, qua nel paese lo dicono tutti quanti, che il legno vostro parla! Non dice... Che dici? Che dici? Mi ha dici le robe? Enorme, che Si parla, un dici? momento! State fermi, che è tutta questa brutalità? Ah, e volevi intendere che il vostro è legno di qualità. Sì, è una grande qualità. Comunque un momento il comodino ti riesci a ascoltare. Lo devo lavorare ancora. Poi quando sto comodo ti chiamo. Ti chiamo io a te quando sto comodo. Vabbè, però qui state comodo, ma a me mi serve il comodino. Ah. È permesso? Posso entrare? Che sciocchino, non c'è bisogno di chiedere il permesso. Adesso sono a casa mia. Fatina! Babbino! Non c'è nessuno! Posso fare tutto quello che voglio! Finalmente sono libero!